soddisfatti di questa occasione dove abbiamo raccolto il pacchetto risparmi sui costi della politica e veniamo a presentare, abbiamo fatto 4 conti su quello che è alla fine fra restituzioni vere e proprie e risparmi che andremo ad ottenere rinunciando ad alcune cose che andremo a spiegare sul mandato dei 5 consiglieri del Movimento 5 Stelle. Come prima cosa abbiamo ricevuto le prime 2 buste paga e su queste abbiamo adottato la politica del trattenimento di 2.500 euro mensili più i rimborsi spese vive per i trasferimenti dalla residenza fino alla sede e come potete vedere anche dalla documentazione che abbiamo allegato siamo riusciti già ad accantonare in questo mese e mezzo di legislatura 49.000 euro, sono 18.000 a maggio e 30.000 a giugno. Facendo la somma e un calcolo su quanto andremo ad accantonare fino alla fine della legislatura, arriviamo ad ottenere una cifra che a noi sembra cospicua di 1.800.000 euro. Questi risparmi, diciamo, anche a seguito del sondaggio che abbiamo fatto online qualche tempo fa, dove i cittadini hanno potuto decidere qual è la destinazione a cui dovremo dirottare queste somme, verranno appunto destinati per il microcredito alle piccole e medie imprese. Per ottenere ciò ci siamo adoperati assieme all'amministrazione e agli assessori competenti per riuscire a trovare un modo che possa incidere il meno possibile sugli attuali costi di gestione della Regione e quindi abbiamo trovato la massima disponibilità da parte sia dell'assessore alle finanze che dal vicepresidente assessore alle attività produttive e alle rispettive direzioni per trovare gli strumenti semplici e già esistenti per mettere in azione immediatamente queste restituzioni, approfittando anche del fatto che siamo in fase di assestamento e quindi dovremmo riuscire a mettere in atto praticamente entro luglio questi strumenti. A seguito degli incontri che abbiamo già effettuato e che perfezioneremo la prossima settimana, siamo riusciti a trovare una modalità che, oltre a rendere molto semplice per noi la restituzione di questo denaro direttamente alla Regione e quindi ai cittadini, lo strumento che andremo ad adottare è uno strumento che potrà essere utilizzato da chiunque voglia contribuire al supporto delle piccole e medie imprese, perché verrà adottato una modalità per cui è possibile versare liberalità su un capitolo da chiunque lo voglia fare e quindi cogliamo l'occasione anche per invitare i nostri colleghi consiglieri ma anche i deputati, i senatori della Regione e anche cittadini che siano interessati al sostegno delle piccole e medie imprese a seguire il nostro esempio. Questo è quello che riguarda i nostri risparmi. Naturalmente
la nostra battaglia sulla riduzione dei costi della politica, che sono diversi anni che portiamo avanti, ha fatto sì che l'argomento sia diventato di trattazione generalizzata, tanto è vero che alla fine dell'anno scorso è stato prodotto il decreto 174, poi trasformato in legge 213 dello Stato, che obbliga tutte le regioni a recepire questa legge, che normalizza le indennità dei consiglieri e le spese per i gruppi, oltre a un'altra serie di azioni. Questa legge deve essere recepita in Friuli Venezia Giulia entro i 13 di agosto, i primi di agosto, e pone già dei limiti piuttosto stringenti rispetto alle precedenti abitudini. Noi però, avendo analizzato i requisiti di questa legge, stiamo lavorando su un progetto di legge dove, rimanendo conformi a quanto indicato, rimaniamo più precisi e restrittivi. Pertanto la nostra proposta, in sintesi, comporterà la definizione di una indennità di presenza per i consiglieri di 5.000 euro lordi e un massimo di 2.000 euro di spese rimborsabili mensilmente, previo presentazione di documentazione a riscontro. Assieme alla trattazione dell'indennità e dei rimborsi veri e propri, noi proporremo anche la trasformazione dell'indennità di fine mandato attualmente in corso in un formato riconducibile al trattamento di fine rapporto da lavoro dipendente, che sostanzialmente accantona una mensilità annuale che viene liquidata al termine dei mandati. Una cosa aggiuntiva a questo: l'accumulo delle mensilità, delle annualità, potrà avvenire per un massimo di 10 anni. Questo significa che per 2 mandati viene garantito l'accantonamento, oltre al secondo mandato non viene più cumulato nessuna mensilità. Agiremo anche per quanto riguarda il vitalizio, che il Friuli Venezia Giulia ha già trattato nella scorsa legislatura e ha già trasformato in un sistema contributivo a partire da questa legislatura. Quello che invece noi vorremmo e andremo a proporre è che lo stesso metodo di calcolo del montante contributivo venga adottato sì per i consiglieri che iniziano da nuovo o comunque questa legislatura, ma venga applicato anche ai consiglieri delle legislature precedenti. Questo significa che verrà fatto un ricalcolo dell'ammontare mensile o annuale chiamiamolo vitalizio, e che comporterà un notevole risparmio per le casse del Consiglio regionale. Sempre rimanendo nell'adeguamento alla normativa nazionale, noi restituiremo anche i telepass che la Regione gentilmente ci ha dato in uso, che consentono di usufruire delle autostrade della Regione fino a Quarto d'Altino in modo gratuito, a spese della Regione, diciamo. Noi abbiamo questo tipo di spese non potrà essere
compreso rimanendo conformi all'applicazione della legge, e noi, diciamo, anticipiamo